Buongiorno dottoressa, avvocato Repici. Avrei bisogno di alcune precisazioni su alcuni dati che non ho capito. Posso aggiungere una cosa, scusate? Prego. In realtà noi siamo giunti a quella votazione sapendo già l'esito della votazione stessa. Lo immagino. Quindi Lo immagino. forse il mio mancato ricordo in ordine al voto di Ardita è legato al fatto che non contava, in Sì. effetti, cioè, lo sapevamo. E allora partiamo da qui. Sì. Quindi nell'imminenza di quel voto lo sapevamo, quando lei parla al plurale intende anche il dottor Davigo? Sì, Nel senso me che, l'aveva comunicato lui. cioè aveva comunicato che aveva saputo Sì, quale plausibilmente sarebbe stato l'esito del voto? sì, sicuramente. Io non c'ero, quindi ho detto plausibilmente, sicuramente. Più o meno quanto tempo prima rispetto al voto? Qualche giorno prima, forse la settimana precedente, poi era stato indetto, credo, un plenum straordinario proprio per questa votazione. Beh, allora forse bisogna approfondire la domanda di prima, avvocato. Se lei sa come avrebbe votato il dottor Ardita se non fosse stata scontata la decisione sfavorevole. È una domanda troppo, scusi, è una non ho domanda capito. troppo complicata. Io non sapevo come avrebbe votato Ardita, io sapevo cioè no, non io sapevo, più o meno era stato Il senso è comunicato questo, che... se uno sa che tanto viene escluso, posso fare la bella figura di votare anche a favore. Esatto. Ecco, la domanda è, se non fosse stata scontata quella decisione, Sì. lei sa come avrebbe votato il dottor Ardita? Se lo sa, per carità. Non lo so, lo posso Ma giusto per immaginare. ricostruire la No, completezza no, però della vicenda. non lo so, non si è mai posto il problema, in fondo. Non si è posto il problema. Non si è posto il problema. Però ecco, domanda, Sì. se lei si ricorda come di fronte a quel voto, se c'è stato qualche commento del dottor Davigo rispetto alla posizione assunta dal dottor Ardita, a prescindere poi dal tipo di voto dato. Non rilevava più in quel momento, ma se non sbaglio il consigliere Davigo il giorno della votazione non era neanche presente al consiglio. Quindi non ne ha parlato No. dell'atteggiamento che aveva il dottor Ardita nei suoi confronti no, di l'atteggiamento fronte a un del passaggio che per lui immagino fosse anche importante. importante e anche doloroso, sì, ma in quel momento insomma la posizione del consigliere Ardita non facendo la differenza, non rilevava. Bene, vado avanti, avvocato. Torniamo un po' indietro, e cioè in epoca precedente al momento in cui il dottor Davigo le disse sicuramente non sarò confermato, Sì, il dottor Davigo le aveva mai manifestato una previsione diversa in epoca precedente? io sapevo che fosse stato rassicurato sulla possibilità di rimanere all'interno del consiglio. Non credo che lui ne abbia fatto mai, lo abbia mai nascosto questo, penso che l'abbia dichiarato, nel senso che vabbè, ha dichiarato che se lui avesse saputo che finiva il voto, la sua permanenza, se ne sarebbe andato lui. Questo cioè se ne sarebbe andato lui spontaneamente, insomma, senza aspettare un voto ufficiale sulla sua permanenza al Consiglio. Questo me l'aveva detto in confidenza, ma spesso in realtà. Quindi era stato rassicurato, appunto. Che da chi? Non da lo qualcuno so, che mi poteva- faccio un'idea, che dal poteva- vicepresidente, sì. insomma, dal comitato di Da presidenza. qualcuno che aveva il potere di rassicurarlo. Sì, certamente non da me. Avvocato? Sì. Ora torniamo all'origine. Le mangio tutte. Io non ho capito se la prima occasione nella quale il dottor Davigo le fa la confidenza relativa alle dichiarazioni rese alla Procura di Milano da qualcuno sulla loggia Ungheria e sul nome del dottor Ardita è stata proprio la prima occasione di vostro incontro alla riapertura dopo il lockdown. Non lo ricordo, ma non credo. Però non lo saprei dire con certezza. Certamente è stato uno dei primi giorni che ci siamo rivisti. La prima occasione è quella in cui scendete nel cortile?
Siamo usciti nel cortile, penso, alla prima occasione in cui me ne ha parlato, sì. In cui le ha parlato. E c'è una cosa che io non ho capito. In quell'occasione aveva i verbali? Non con sé, sicuramente non con sé, quindi io non li ho visti. Dal cortile io non li ho visti. Ecco, volevo questa precisazione. Sì. Quindi l'occasione in cui le fece vedere alcune righe di un verbale, sì, in cui fra altri nomi c'era il nome del dottor Ardita, è una seconda occasione? Una seconda occasione, sì. E dove vi trovavate in quella seconda occasione? In stanza. Nella stanza del dottor Davigo? Sì. E lui aveva questi atti dai quali le ha fatto vedere solo alcune righe? Qualche riga, sì. Che comprendeva anche, insieme ad altri, il nome del dottor Ardita? Sì. Al momento in cui il dottor Davigo le fece questa confidenza, io non ho capito se nella sua percezione lei avesse già percepito una mutazione nei rapporti fra il dottor Davigo e il dottor Ardita. Noi venivamo da un periodo di reclusione in casa in realtà, quindi io l'ho fatta coincidere nel senso che probabilmente io il consigliere Ardita neanche l'avevo rivisto prima di parlare di questa cosa con Davigo dopo i mesi di lockdown, quindi in realtà da quel momento in poi sì, l'ho notato, da quel momento in poi sì. E da quel momento in poi lei ha notato che i rapporti erano diversi. Fino a quel momento non se n'era mai accorta? No, fino a quel momento no, sicuramente fino al febbraio di quell'anno no, perché era stato il mio compleanno, ricordo, e eravamo in stanza, abbiamo bevuto qualcosa insieme e ricordo che c'erano entrambi. E quindi abbiamo una data certa, l'8 o il 9 febbraio, mi ricordo questa cosa qui. 8 o 9 febbraio 2020. 20. Io sono stata al consiglio fino intorno al 20, 25, qualcosa del genere, proprio perché credo che ci sia stata la settimana bianca in quella fase e poi direttamente non siamo tornati perché c'era il lockdown. Quindi credo di non essere neanche ritornata dopo la settimana bianca. Lei ha mai saputo di un conflitto verbale fra il dottor Davigo e il dottor Ardita in relazione al voto del plenum per la nomina del procuratore di Roma? Conflitto verbale no. Non ha mai saputo di una riunione dei consiglieri Davigo, Ardita, Di Matteo e Pepe Ilaria, presente anche un consigliere di precedente consigliatura, dottor Alessandro Pepe? So che non erano d'accordo sul voto del procuratore di Roma, ma non che ci fosse stato un vero conflitto verbale tra i due. Ma questo so che non c'era accordo, era relativo a questa riunione di cui le ho chiesto? Io non sapevo della riunione. E questo volevo capire. Lei non ha mai saputo di una riunione? Non ricordo, cioè non la ricordo, quindi non mi è rimasta impressa questa riunione. Poi spesso loro facevano riunioni comunque, quindi io non Così avevo... possiamo contestualizzarlo, questa riunione, quando sarebbe avvenuta, giusto? Una decina di giorni prima del voto del plenum. Noi abbiamo la data del plenum e quella è una data esatta che, se non sbaglio, ma chiedo di essere controllato, dovrebbe essere 4 marzo 2020. Il 4 marzo è stato nominato. Il voto del plenum, scusi, su che cosa? Sul procuratore di Roma. Sul procuratore di Roma, sì. Quindi io sapevo che non erano d'accordo, ma che ci fosse stata una riunione e un conflitto verbale, no. Cioè la riunione la immaginavo, nel senso che comunque appunto c'erano spesso, però non avevo contezza di questa cosa. E visto che ha saputo che comunque c'erano posizioni difformi fra i due, lei sa riferire se qualcuno dei due rispetto a epoca precedente aveva cambiato posizione
e quali spiegazioni i due avevano dato rispetto alle loro posizioni? So che il consigliere Davigo non era più determinato alla nomina di Viola e che avrebbe nominato un altro, Prestipino, ma comunque la spiegazione no, era legata a... non la sapevo, cioè nel senso non mi era stato comunicato, sapevo che non erano d'accordo sul nome e che chi aveva deciso di cambiare, ma nel frattempo era successo di tutto, per, diciamo, per la nomina dei procuratori di Roma era stato Davigo, sì, però insomma era stato un tema piuttosto caldo, quindi il cambiamento poteva essere stato anche motivato dalle indagini che c'erano state nel frattempo. Senta, a proposito dei verbali della Procura di Milano Sì. sulla loggia Ungheria, lei ha parlato o anche per messaggio con la dottoressa Contrafatto. Ha mai saputo se il dottor Stefano Amore ha avuto anch'egli dal dottor Davigo conoscenza di quella vicenda? No, non me l'aveva detto Davigo. Credo che Marcella mi avesse nominato Stefano Amore perché era una persona che lei conosceva bene, però non ricordo in che modo. Noi abbiamo parlato di questa cosa solo in chat in realtà, quindi non ricordo in che modo, ma me l'aveva nominato lei. Una precisazione. Lei ha detto il mio rapporto di lavoro col Consiglio Superiore è scaduto Sì. alla decadenza del consigliere Davigo, Sì. che è avvenuta al compimento del 70° anno e ce l'abbiamo Sì. naturalmente la data, cioè il 20 ottobre del 2020. Sì. Questo vuol dire che fino al 19 ottobre del 2020 lei aveva le funzioni di consigliera di studi presso il Consiglio Superiore della Magistratura? Sì, assistente di studio, sì. Sì, mi perdoni, assistente di studio. Ora, sotto il controllo del Tribunale, i primi messaggi che le vennero contestati il 7 giugno del 2021, quando lei fu... Scusi, avvocato, se la interrompo, mi scusi. Prego. Abbiamo letto le chat, queste. Secondo me non possiamo fare le domande, solo dobbiamo sospendere l'esame della teste su se vuole citare questa chat. No, ma è sulla data, non il merito. Io non volevo non sul parlare del merito. contenuto, perché su contenuti domande su me non gliene possiamo fare. No, io volevo fare la domanda sulla data, nel senso che la testimone, se io non avevo capito male, mi era sembrato che avesse riferito al Tribunale che questi messaggi con la dottoressa Contrafatto lei li avrebbe scambiati in epoca successiva al pensionamento del dottor Davigo. Sì. Avevo capito bene? In quei momenti il pensionamento, appunto, noi sapevamo che il consigliere non sarebbe rimasto al consiglio da prima della votazione, quindi diciamo quello che ha definito come desiderio di revanche, questa idea di giustizia sostanziale che dovesse ristabilire la segretaria era... No, solo così incidente Sì. tanto. Abbiamo letto questa chat Sì. dove risulta che lei parla con Marcella, che le chiede il numero di telefono del giornalista Travaglio. Sì. Lei insomma ce l'ha. No, in realtà c'ha aveva la mail. La mail, e poi si dice Giulia, Sì. bisogna farlo prima di lunedì, martedì, che poi è il giorno poi della delibera del CSM. Questo. Il numero se vuoi, ma non possiamo dire quello che sappiamo, che cavolo dici, no certo, alla fine andiamo carcerate noi, dice, le parole un po' pesanti. Lo dico io questo, sì. Lo dice lei, sì. Quindi dice cose un po' pesanti, quindi leggendo questa chat parrebbe che ci fosse un'iniziativa funzionale anche in previsione appunto di della delibera del CSM, quindi viene prima. Quindi se era scontato che il dottor Davigo non sarebbe stato Era scontato tenuto da in lei. servizio, no, c'è qualche iniziativa che sembra che sia anche contestualmente vicina alla delibera del CSM, forse per
ottenere un risultato diverso da quello che era scontato. Appunto si questo ragiona. si leggeva, io poi non le faccio domande più precise perché sennò dovrei sospendere l'esame, perché saremo carcerati anche noi, capisce che... Ma questa era un'intenzione, cioè io tentavo di mettere a tacere, come dire, queste sue folli idee, cioè io le avevo percepite questa cosa non le avevo percepite come tali, quindi no, in realtà... Cioè parrebbe, leggendo questa, visto che sì. parliamo della Marcella, parrebbe che ci sia urgenza di parlare con Travaglio per dirgli qualcosa, però c'è qualcosa che poteva incidere grazie a un articolo di Travaglio su quella che è la delibera del CSM. La delibera non c'era stata. C'è stata poi il 19. Cioè... La delibera non c'era stata e lei sapeva, tutti sapevamo quale sarebbe stata, diciamo, l'esito, quale sì, sarebbe lei stato. sapeva, ma poi ci può sempre cambiare idea fino all'ultimo momento. Sì, questo sicuramente. Poi se Travaglio scriverà una bomba, lo dico io, se Travaglio avesse fatto scoppiare una bomba, magari le sorti del Tor Davigo potevano essere infatti diverse. nella sua idea, che io però in tutta franchezza ho tentato di disinnescare, cioè nel senso la mia prima intenzione... Io a lei non ho fatto domande perché non gliene posso fare. Ok, sì, nella sua idea... cercare di contestualizzare gli eventi, cioè questa chat è nell'imminenza di quella delibera, che si dava per scontato come appunto persa, ma che se fosse intervenuto Travaglio con una bomba forse si poteva imprimere una direzione diversa. L'abbiamo capita così noi questa intercettazione, credo, questa chat. Questa probabilmente era la sua idea di allora, sì, questo perché eravamo stati informati di quello che sarebbe stato l'esito, insomma, sì, certo, poi se fosse successo un terremoto non ci sarebbe stato un terremoto anche fisico, ecco, una catastrofe naturale, la votazione non ci sarebbe stata. Sì. Non le chiedo tuttavia perché in carcere doveva finirci anche lei, ecco, questa perché cosa lei in realtà voleva coinvolgere me con quei messaggi. Certo. Questo era voleva fare una cosa, cioè che attraverso questo contatto che l'aveva con che lei non solo veicolasse la bomba, ma che in qualche modo io mi sono voluta nel progetto. Questa era l'idea della Marcella. Questo forse era la sua idea, ma comunque l'ho subito messa a tacere, ecco. Poi, scusi, fortunatamente nelle chat insomma emerge. Poi ha mandato qualcosa al Travaglio, alla Marcella, che lei sappia? Io non ho più saputo nulla di questa vicenda dopo queste chat. Non ho saputo più niente. Avvocato, vada avanti così. Grazie Presidente. Dottoressa, lei ha già riferito che in occasione delle sue sommarie informazioni del 7 giugno 2021 le vennero rappresentati questi messaggi. Sì. Io le faccio una richiesta di puntualizzazione perché sembrerebbe, io così ho capito dal verbale, lei in quel momento aveva questi messaggi nel suo telefono? Sì. Quindi li aveva potuti consultare, anche lì in diretta li avete consultati? Sì. E allora io le chiedo una puntualizzazione su una cosa di un messaggio. A un certo punto lei chiese alla dottoressa Contrafatto, pagina 5 della informativa acquisita, con lui ci hai parlato? Che dice? Qual è la data, scusi, perché io e lei parlavamo... Gliela dico, mi perdoni, 15 ottobre 2021 alle ore 8:51. Quindi prima della richiesta del mail? No, è la stessa chat, diciamo. Lo stesso giorno? Lo stesso giorno. No, questo è importante, ovviamente. Ha ragione. Questo dettaglio è molto importante. Allora, penso che sia prima. le dico subito che effettivamente il primo messaggio di quella mattina che compare nella informativa ed è del 15 ottobre 2020 ore 8:33 è la richiesta della mail che le viene rivolta dalla dottoressa Contrafatto. Sì. E poi c'è il seguito. Fino alle 8 che le ho detto prima, 8:51 se non sbaglio,
Sì, 8:51, quando lei scrive con lui ci hai parlato, che dice? Le chiedo semplicemente questo, il lui a cui si fa riferimento in quel messaggio chi era? Il consigliere Davigo, con riferimento al momento che stavamo vivendo. Perché comunque succede, cioè nel senso le notizie, io non ero presente sempre perché non avevo un orario di lavoro prestabilito e la contraffatto era presente lì, era in stanza con lui, quindi io chiedevo appunto come, a parte quale fosse l'umore, insomma anch'io ero molto preoccupata in quei giorni e in fondo non avrei lavorato neppure io più Sì, lì al certo, lo consiglio, capisco, quindi, è insomma, ovvio che c'era anche il suo mi interesse chiede- di sapere cosa certo. avrebbe fatto. No, ma anche come stava, insomma, alla fine eravamo molto legati, quindi ero molto dispiaciuta, insomma, non è stato un bel momento neanche per me, anche se era tutto di riflesso. E ora allora un ulteriore chiarimento, perché sempre alle 8:51 e 52 secondi lei scrive un messaggio Sì, all'indirizzo della dottoressa Contrafatto e scrive: cosa ci faceva ieri la Grassi in stanza da lui alle 18 passate secondo te? Siccome l'ha scritto lei, se ne ha memoria naturalmente, la Grassi immagino che lei sappia chi sia. Chiamo, E avvocato. risulta proprio in calcio alla pagina, c'è la nota: Grassi Silvia, responsabile dell'ufficio stampa del CSM. E alla pagina, Presidente. Ah sì, è giusto, c'era la ok, nota, non l'avevo ok. letta. Quando lei riferisce, evidentemente avendone avuto contezza lei personale, cosa ci faceva ieri la Grassi in stanza da lui alle 18 passate, secondo te, lui chi è? è sempre il consigliere È Davigo. Davigo. Sì, lo so, però siccome è lei la testimone, lo devo chiedere a lei. Io leggo il messaggio e subito dopo lei dice, L'ho salutato, lei stava lì esatto, e poi non ci ho più parlato, ma Marra... no, e però questo è un messaggio della dottoressa Contrafatto, se lei vede... Ah sì, ma Marra Marci. è un uomo pericoloso. No, ma Marra Mi ha confermato confermato. che quello, scusi, ma per curiosità, chi è quello? Chi è quello pericoloso? Io credo che non l'avevo capito neanche allora. Che? Io credo che non l'avessi capito neanche allora. Adesso l'ha capito? No. Cioè, nel Adesso senso, questo ride. faceva parte però del... cioè, la signora Contraffatta è un personaggio, insomma, una persona un po' particolare, Sì. ecco, quindi molto colorita, ecco. Sì. Quindi questo faceva un po' parte del complottismo, era molto agitata lei in quei giorni, era molto dispiaciuta del voto contrario al consigliere Davigo, insomma, Sì, però guardi, siccome parlate fra di voi, Sì. ma Marra mi ha confermato quello che è un uomo pericoloso, è come se lei quello lei desse per scontato chi fosse l'uomo pericoloso. probabilmente allora ritenevo che potesse essere il consigliere Ardita. Partita? Però ecco, insomma, non mi sento di dirlo con certezza cosa allora pensassi, perché c'era un clima completamente Perché fuori pensava che controllo. potesse essere pericoloso Ardita? Ma in realtà nell'ottica della Contraffatto tutto era secondo un disegno. Beh, quello che ci ha detto a noi, qui insomma non è solo una cosa che pensa, quello che ci ha detto a noi come se, sì, l'ha contraffatto. L'ha contraffatto, dice Marra, mi ha confermato che quello è un uomo pericoloso, quello che ci ha detto a noi, quindi parrebbe che quello sia il dottor Davigo in questo caso, che avesse detto... No, assolutamente no. E come la interpreta lei questa frase? Marra ha detto che quello è un uomo pericoloso? No, Sì. quello non è affatto Davigo, no, No, assolutamente. ma ha detto che quello è un uomo pericoloso, cioè lei ha detto Ardita, potrebbe essere. Io no, Quello che ci ha detto a noi, però quello non è più Ardita, quello che ci ha detto a noi è qualcuno che vi ha detto che quello è una persona pericolosa. Io la leggerei così, però se sbaglio Sì. la lettura... No, Presidente, io non ho le chat le in questo suggerirei momento, non di le- leggere alla testimone la frase successiva che è Sì. della testimone proprio. Poi lei dice facesse il pericoloso fuori, quindi lei ha capito benissimo Io ho capito a quel che era punto Ardita. che era Ardita. Era Ardita.
Poi lei, cazzo, meriterebbe un ricatto. Qui io non le chiedo niente perché sennò poi devo sospendere l'esame. Queste comunque sono chat Poi private. Giulia, se sto fuori io racconto tutto, quello è una mera intenzione non punibile, va bene, diciamo. Poi lei dice, ma che ci vuole a raccontare tutto? Anche questa è un'intenzione non punibile, insomma la soglia lo sviluppo causale dell'azione non rende ancora, ecco, non concretizza il tentativo. Poi Marcella, no, hai sentito che non dirà niente. Stefano, chi è Stefano? Penso Amore. Amore. Ma io non l'ho mai Dice che potrebbero ammazzarlo, ha avuto paura. Poi Marcella dice, il suo atteggiamento è cambiato dopo che sono venuti loro. Lei questo sa chi è venuto e che ha fatto Penso cambiare. che lei si riferisse, però queste erano tutte conoscenze che appunto aveva. Tutte cose lei, loro, sì. Loro cose... forse il comitato di presidenza, immagino. Chi è Stefano? Amore, vedi, poi c'è scritto dopo. E quindi io insomma Giulia non è... addirittura, poi dice Marcella, parliamo di poteri forti. Lei dice... Chi sono questi poteri forti? Questo appunto è tutta la sua ricostruzione mentale della vicenda. Che pensava del complotto. Poi dice Giulia, no, questa è lei, maledetto il giorno in cui ha saputo queste cose. E qui non capiamo di cosa si sta parlando. Io sì, quando gli è stata comunicata tutta questa indagine. Ah, ecco. Cioè l'indagine, le ipotetiche esiste, cioè io ero, empatizzavo con questo fatto proprio perché comunque alla luce della ricostruzione della contraffatto era tutto collegato, poi io in realtà appunto non sapevo nulla e da quel momento in poi non ne ho neanche più parlato di tutta questa vicenda, però ecco, lei tendeva a darmi un'immagine della vicenda come collegata, quindi anche il voto contrario alla sua permanenza, secondo la sua ricostruzione, derivava da questa sua conoscenza e tentativo di avviare l'indagine che invece non era stato quantomeno all'inizio raccolto. Sì. Questa era... Mica pizza e fichi, questo dice la Marcella. Giulia, è iniziata la fine di tutto. Marcella, infatti, questa è Giulia, dalla collera con lui in avanti. Con lui chi? Sebastiano Ardita. Con Ardita sempre. Marcella, tutto è cambiato. Marcella, infatti maledetto giorno. Giulia, cosa glielo hanno detto a fare, mortacci loro? Marcella, nota vocale, tu dove sei Giulia? Sei in trasmissione, poi abbiamo Marcella, sei in trasmissione, Giulia io sto per andare, in trasmissione dove? Perché lei seguiva il dottor Davigo anche in qualche programma televisivo? No, quello era successo solo una volta. No, io sto per andare. Era una Giulia, mia attività. Perché? E Giulia alle 14 inizia a registrare. Devo andare avanti o problemi? Spero di no, perché insomma un po'... Cioè, alla fine erano... Io e lei ci sentivamo molto spesso. Marcella, no, questo lo devo leggere. Pensavo Giulia, ma un grande titolo ad effetto dal Fatto Quotidiano, di grande effetto, appunto prima di lunedì, potrebbe veramente cambiare le sorti del destino. Vedi, ci sono arrivato da solo prima senza leggerlo. È la bomba, è la famosa bomba. Questo lo dice... E lei dice... Via personaggi scomodi, fuori da Vigo, nel tentativo di salvare la faccia del Consiglio si liberano dell'ultimo baluardo della legalità. Contraffatto, ancora più pesante, ricattato dai vertici del Quirinale, oppure ricattato dai vertici come mai. Personaggio scomodo, cioè se tu parlassi appunto con Marco Travaglio e gli spieghi quello che non possiamo provare ma che sappiamo, io penso qualche cosa potrebbe cambiare Giulia. E Giulia... pesante riferimento al ricatto, cioè lei capisce che questa sta andando un po' fuori dalle righe. Io capisco che è fuori di testa. No, lo faccio bene a leggere anche nel suo interesse queste nota vocale di Marcella, ma certo però bisognerebbe parlare con Marco a quattro occhi, è ovvio. Ditemi voi se devo continuare. Contraffatto è così,
c'è un ricatto, perché anche Stefano Mori mi ha detto che potrebbe essere tranquillamente un ricatto, perché il suo cambiamento repentino non ha senso. Quindi poi ci sono, direi che smetto? Sì. Ma giusto anche per contestualizzare per noi, ecco, quello che stava succedendo, visto che abbiamo una parte civile che credo che sia interessata a questo tema. Le ho rubato un po' di spazio? No, Presidente. Sai che sono un po' invasiva ogni tanto. La mia attività è mirata all'accertamento della verità, quindi se la domanda la fa un'altra persona, un'altra parte o il Presidente, sì, il le ho rubato la domanda, lo stesso è. Sì. Quindi io le cancello quelle domande e ne faccio voglio solo un ultimo chiarimento, e sì, per me va bene, e cioè lei prima ha detto che quando è uscita la notizia della ipotetica, perché è imputata e quindi ipotetica, individuazione della dottoressa Contrafatto come la persona che aveva, diciamo, divulgato quei verbali, si è trovata a parlarne con il dottor Davigo. Ho capito bene? È capitato, sì. Eravamo tutti... Anch'io ero sotto shock. Lei in quel momento non era più al Consiglio, è giusto? Io non ero al Consiglio dal 20 ottobre del 2020, la notizia penso sia uscita il 28 aprile del 2021, comunque molti mesi dopo. Io vorrei precisare che appunto dopo quelle chat, cioè per me il tema era stato sufficientemente doloroso, io mi ero sentita comunque all'interno di un vortice strano, cioè non avevo gli strumenti neanche, insomma, quindi da quel momento in poi io non ho più saputo niente, domandato niente, quindi per me erano delle fantasie di lei che erano iniziate e finite in quella fase, anche perché poi era iniziata una nuova fase anche per lei al Consiglio, quindi poi in fondo pensavo che si fosse messa il cuore in pace. Quindi scusi, pensava che fosse vittima della Loggia Ungheria in quel momento o delle... Chi vittima, scusi? Sì. Si pensava che Davigo, essendo stato espulso, no. allontanato Oddio, vittima della Loggia Ungheria? Di cosa no. era vittima? Vittima no, che del comunque fatto ci che fosse avesse stato... assunto posizioni non che... condivise, o che ci fossero i poteri forti della Loggia Ungheria che avessero tramato contro di lui? Senza esagerazioni, perché insomma poi la logica complottista non mi appartiene. Certamente anch'io però avevo notato un cambio di vento all'interno del Consiglio, e forse anche lui, nel senso che, come ho già detto, pensava che non ci fossero problemi nel rimanere, nel permanere, altrimenti sarebbe andato via da solo. Poi da un certo momento in poi è cambiato e comunque è stato sottoposto a quel voto, insomma anche a un certo stress, ecco. Quindi il motivo del cambiamento del vento, Contrafatto lo legava a questa quelle vicenda. conoscenze lì da parte di conoscenze sulla Loggia Ungheria, in sostanza. Bene. Sì. Questo incontro, anzi no, non so se ha detto di un incontro, ha detto di averci parlato con il dottor Davigo una volta divenuta pubblica la notizia della possibile individuazione della dottoressa Contrafatto. Sì. Vi siete parlati di persona o... Noi ci siamo incontrati solo una volta da quando ha terminato lui il mandato, e anche io, è stato nel settembre del 2021, però per altri motivi ci siamo incontrati. Penso ci eravamo parlati, però sinceramente era una cosa che mi metteva molto in difficoltà, ero molto dispiaciuta, quindi insomma anch'io non sapevo come comportarmi. Sì, io le facevo questa domanda perché lei prima, a domanda del PM, riferendo questa circostanza, ha detto era scioccato, ha usato questo aggettivo. Questa sua, diciamo, valutazione dell'atteggiamento del dottor Davigo fa riferimento a quest'unico incontro che aveste dopo la pubblicizzazione del nome della dottoressa Contrafatto sui giornali? Solo una volta ci siamo incontrati, abbiamo in parte parlato anche di questo, ma ci siamo incontrati per un altro motivo. Non ricordo se ci siamo anche sentiti prima, forse sì, e quindi insomma io sapevo che ecco, lui era appunto esterrefatto, ecco, dall'accaduto, quindi
Sì, insomma, conoscevo anche lui il carattere, il temperamento della contraffatto, però immagino non potesse mai ipotizzare, insomma, un esito del genere. Se è accaduto, ripeto. Sì, certo, ovvio. Cioè, Presunzione di qualcosa- innocenza comunque a assolutamente, prescindere, ma- ci mancherebbe. Ehm, eh, e quando lei è stata sentita il 7 giugno del 2021, Sì, quando ricevette anzi la convocazione, Sì. lei mise a conoscenza il dottor Davigo di essere stata convocata? sì. Ho mandato un messaggio. E l'ultima cosa, l'ultima precisazione, lei ha fatto riferimento anche in quel verbale. Comunque, scusi, preciso, Prego. il dottor Davigo non era emersa ancora l'indagine a carico del dottor Davigo, allora. Vabbè. Io non ne ero a conoscenza comunque. Sì, sì. No, non era questo il mio interesse. Quindi l'atteggiamento, come dire, un po' non so come dire, esagerato, un po' Sopra le eclatante. righe. Ecco, sopra le righe, lei lo dichiara, della Sì. dottoressa Contrafatto. Sì. E effettivamente anche in quel verbale lei disse proprio esattamente sopra le righe. Di questo atteggiamento sopra le righe della dottoressa Contrafatto, a lei è mai capitato, finché è stata al Consiglio, non nell'ultimo incontro ex post, di parlare col dottor Davigo? Oddio, la contraffatto si comportava in questo modo davanti a tutti, quindi anche davanti a lui, quindi magari è capitato di commentare, non lo so, il suo modo di fare, ecco, modo schietto, modo anche Le faccio la affettuoso, insomma, con cui anche si rivolgeva a lui, a me, ecco, insomma, sì, forse lo abbiamo commentato, ma... Sa perché le faccio la domanda? Perché Sì. in atti noi abbiamo una dichiarazione del Sì. dottor Davigo che utilizza esattamente le stesse parole, cioè la dottoressa Contrafatto nell'ultimo periodo era sopra le righe. Ah, ok. Io mi riferivo a lei in generale, cioè Sì. una persona con un temperamento molto vivace. Negli ultimi periodi lei era proprio fuori controllo. E questa era la Lei- mia domanda, se col dottor Davigo in questo periodo in cui Ah, lei la no. definisce quasi fuori controllo, Non credo che ne abbiamo parlato, comunque insomma, cioè lui era molto preso dalle sue cose, non credo di essermi mai soffermata, o forse sì, perché lei era veramente molto ansiosa, come se lei anche nella sua vita ci potessero essere delle ripercussioni dal termine del mandato del consigliere Davigo, quando invece insomma la contraffatto Era era strutturata, strutturata, quindi... Però scusi, il senso della domanda credo sia questo, cioè il dottor Davigo si era anche accorto che fosse fuori dalle Sì. righe, però non aveva mai ipotizzato che tracimasse in quel modo. Assolutamente no. Credo che sia quello il concetto. Penso che avrebbe Non era adottato quello, qualunque forma di cautela se solo avesse potuto ipotizzare una cosa del genere. perché altrimenti la domanda è un po' fuori dal contesto del no, nostro e processo. ora si capirà. Sì. Lei ha mai saputo se il dottor Davigo, una volta andato in pensione, ha trasmesso al segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura una lettera di encomio nei confronti della dottoressa Contrafatto in data 10 novembre 2021? Non l'ho Quindi- mai saputo. Ok. Io non c'ero comunque in No, rapporto è dal ovvio, 20 ottobre, non ero più a consiglio. Guardi, avvocato encomi ne abbiamo visti di ogni tipo. Naturalmente. Anche le persone meno meritevoli, devo dire. Ne abbiamo esempi. L'encomio non si lega a nessuno. Dottoressa, lei a un certo punto percepì la modifica nei rapporti fra il dottor Davigo e il dottor Ardita. Le chiedo, lei ha avuto
in ragione del fatto che era assistente di studio del dottor Davigo, rapporti con il dottor Giuseppe Marra e con la dottoressa Ilaria Pepe? Sì, perché erano molto legati tra loro, sì. Però, insomma, ecco, condivisione di un pranzo, Sì, un caffè, cose del genere, niente... La domanda è questa. Il dottor Davigo, così come lei ha detto aveva ottimi rapporti con il dottor Ardita, Sì. aveva anche dei buoni rapporti con la dottoressa Pepe e il dottor Marra? Sì, loro erano subentrati appunto dopo le dimissioni dei 5 per la vicenda Palamara, quindi insomma erano subentrati, sì, ottimi rapporti. E questi ottimi rapporti la dottoressa Pepe e il dottor Marra fino a quel momento ce li avevano anche col dottor Ardita? Sì. In epoca successiva al momento in cui lei apprese dal dottor Davigo quella confidenza, e cioè che qualcuno aveva indicato il dottor Ardita come partecipe di una loggia, lei ha notato un mutamento nei rapporti fra il dottor Marra e la dottoressa Pepe da un lato e il dottor Ardita dall'altro? Guardi, non ci sono state più situazioni che li hanno visti tutti, cioè, cui io ho potuto... Avvocato, chiediamolo ai diretti interessati a questo punto, perché però... l'impressione della testa sul tipo di rapporto, insomma, non so fino a che punto può essere utile il suo contributo. Non ho mai avuto particolare contezza di questa cosa. Sì o no? Io potevo notare i comportamenti che c'erano tra abbiamo il da consigliere Pepe Camillo qui e... fuori, glielo chiediamo direttamente. Insomma, Va bene, non ero Presidente. presente sempre poi, quindi... Nessun'altra domanda, grazie. Benissimo.